Arresti domiciliari confermati dal GIP di Venezia, massimo vicinanza per Alin Marinica, il 26enne romeno accusato di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso per la morte a Jesolo di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo. Questa mattina in tribunale, nel corso dell'udienza di convalida, il 26enne ha risposto alle domande del GIP, confermando quanto dichiarato fin da domenica mattina, quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta. Il sorpasso, l'urto con la Ford dei ragazzi, un piccolo colpo, dice, tanto da aver pensato al massimo a uno scontro tra specchietti. Assistito dall'avvocato Rodolfo Marigonda, Marinica ha chiesto di poter lasciare l'abitazione per andare al lavoro, ma la richiesta è stata rigettata. La difesa ha nominato l'ingegnere Davide Pavon di Mestre come perito di parte nella ricostruzione della dinamica del sinistro disposta dalla procura, che ha nominato come proprio consulente l'ingegner Mario Piacenti. Si sono affidati a periti di parte anche la famiglia di Laugeni e la fidanzata Giorgia Diral, unica sopravvissuta. Si valuteranno l'urto, la velocità dei mezzi, le deformazioni riportate dalle due auto. Per l'indagato, la Ford Fiesta dei giovani avrebbe compiuto il primo sorpasso, superando due vetture che la precedevano. Lui, al volante della Golf, avrebbe a sua volta superato tutti, ma nel rientrare avrebbe stretto troppo, urtando l'auto che ha poi finito per ribaltarsi nel canale e trasformarsi così in una trappola mortale. La perizia dovrà essere depositata entro 70 giorni, ogni cosa sarà vagliata con la massima attenzione. Al giovane elettricista vengono contestati due pesantissimi reati, per i quali rischia fino a 10 anni di carcere. Di contro c'è l'esigenza di giustizia invocata dalle famiglie dei giovani. Io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo da sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro.